La Iglesia Mare di Guarda è la plef di Santa Maria, che studiosa pensi fondata già dal V secolo d.C. Epoca che ven confermata das ultimas cubiertas in San Martín. Di fatto, si può pensare che il primo gruppo di evangelizzazione dal canale, o anche da Chiarnia, siete partiti proprio da Kenti. Ogni paese ha la sua iglesia e qualche viaggio è tipo di una. Il suo campanile, segno da religiosità e da devozione da suo int, che ha lasciato un grandioso patrimonio artistico, culturale, che ha cara di storia e tradizione. Ogni paese ha la sua armonia, il mondo naturale. Ogni iglesia palesa las sus armonías, intians, preyeras e músicas, tramandadas da generación en generación, da pari in fi, da von a nevot, da cantor a cantor. Cruz di San Giorgio di Comegliano. Sentinze che non conta per Zef Armiel, da tanti anni sta pleu di guarda, studioso e cultor das tradizioni musicali. Per capire che intendin partiamo patriarchin, e il rito patriarchiale di Aquilea, tocca chiappare la glain ai primi secoli del cristianesimo. Quando ogni iglesia importante praticamente ha istituiva i ritos cristiani, in particolare la messe o il canto dei salmos, in maniere autonome, ma naturalmente rifasinsi a una tradizione che veniva dai paesi orientali, in particolare da Palestina, dove che era venuto anche il messaggio da fede cristiana. Ecco allora che Aquilea, secondo anche tanti studiosi, ma in questo non si può documentare con le fonti scritte, ecco, ha avuto un ruolo importantissimo per l'Occidente, perché Aquilea arrivava metodicamente le navi dai mercadanti e dai soldati dall'Oriente e che portava con sé anche il messaggio cristiano e le tradizioni dell'Iglesia, in particolare di Gerusalemme, lì che si istituiva la prima liturgia cristiana. Ecco allora che Aquilea ha portato che i chianti qualche volta ha capace di sana pianta sicuramente, come hanno fatto le altre iglesie occidentali, e riportata dal loro sistema liturgico. Che succede? Che quando Carlo Magno al volo fa su il suo impero e dà un impianto unitario all'impero, ecco che all'impone anche una liturgia unica, che è per lui anche romana. E alla fine che scompita al neste patriarca di Aquilea, San Paolino, che però non ha potuto assolutamente impone questo rito romano alla Inde, che era affezionata ai chianti della tradizione aquileiese e ai ritos aquileiesi. E così, da quel momento è venuta una divaricazione, forse le iglesias altas si è cantato secondo il gregoriano, il rito romano. Le iglesias di campagna
la Cussetti praticamente si è continuata a tramandare questa musica, queste nenias, che la gente la svela ancora. Dome, in un secondo momento, si è perduta anche l'idea di dove venissero questi ritos e questi chianti, ma si è continuato in maniera proprio tan forte a tramandare attraverso una istituzione che esisteva in ogni parrocchia, in ogni centro da Friuli e da Chiaria. È il gruppo dei cantori di Iglesia, non in Friuli, anche in tutta l'area, la zona che apparteneva al patriarcato di Aquilea, quindi il Veneto, poi fino a Como, l'Istria, facilmente anche in una parte da Carinzia. In questa maniera, quindi, i cantori hanno tenuto conto di che era un relitto dal naufragio, dal rito e dai chianti aquileiesi. Al DDV, dopo l'ultima riforma liturgica, cominciata con Pio XII, e con l'introduzione delle lingue chiacchieradas, che purtroppo per noi è stata intenduta come introduzione dall'italiano, che invece naturalmente vuol dire la lingua d'Ain, cioè il furlano, no? Ecco, con l'introduzione di queste lingue, dato che il patriarchismo era impostato sulla lingua latina, i preti un po' alla volta hanno buttato fuori l'Iglesia che schianza antichi. E sono restati però in certe chiese da Chiarnia e si sente che la Inta aiutianta proprio da sclopacor, in certe solennità e sono un ingrediente indispensabile da solennità e da festa. E noi teniamo in conto, perché i podindioni in modi che i gruppi di cantori che io tramanda così bene e da int che a Pleton disegno che insieme coralmente aiutianta e io presea. Ha fatto un'opera grandiosa, per me santa, dicevo così, tirandoglia un po' i chianti che venivano tramandati dai vecchius, per lasciare una documentazione che non l'è più perduta. È un'opera secondo me grandiosa e che... Beh, ti lascio dire a te che per la grandiosa, per me infatti ne ho dove, insomma, no? Quindi senza nessuna pretesa. Che se fosse di DDV, io veramente mi ravi, se fosse di DDV e la resto a cercare di più, in particolare c'è artis filous, perché io già passo, poi che la musica corale, che è un coro, tutta la inca chianta, ma dicono che i chianti sicuramente più antichi, sono qui tramandati quasi da pari in maniera solistica, sono le lezioni che cantava i cantori, in particolare la settimana santa, e che io veramente mi molti avrei, perché in che volta non avevi questa intenzione o questa si può dire questa furbizia o questa sapienza di là proprio taceri questa roba. Comunque già ho cominciato a chiappare su
testimonianza già 40 anni fa. In chiesa parrocchiale di San Giorgio di Comeglians è vinchiata qualche documentazione a partire dal 1823 fin dal 1914 e che non conta c'è molto che si tramandavano di cantore in cantore questi vecchi stianzi. A risulta che i cantori erano sia in prima cantoria e sia in seconda e avvenivano sia giù in maniera che ogni paese fosse con onore rappresentato. Il cantorato aveva un direttore che di solito a chi è San Giorgio era il plevano e un segretario. Si chiamava una volta ad anno, la terza domenica di Pasqua. Periodici molti erano là da las rovas e decidi se andare da cambiare. Quando veniva a mancare un cantore, di solito chiappava il suo posto un sovrannumerare, ma era data per diritto priorità al figlio e in se non era perché. Così una mare, Giacomo Mazzilis, dall'aprile del 1830, in segno di vera esultanza, raccomanda il figlio, Giobatta Mazzilis, in occasione del convito offerto in onore da sua entrata dal Sacro Coro. Vola, figlio mio, al cantoril consesso e domanda il permesso di sé color parlare. Di che tu sei mandato in quelle ornate squadre dalla vedova madre del novello cantore. Di che a ringraziar vieni il cortese consiglio d'arruolar suo figlio in compagnia loro. Chiedi per lui perdono se di cantor l'impegno per il debile ingegno soddisfar non potrà. Esponi la mia gloria, esponi il giubil mio, in veder il figlio a Dio di lode inni cantar. Che mi dispiace solo, soggiugni umilmente, che a lor non è decente il convitto che si fa. Le produzioni scarse di questo loco ingrato a me non han lasciato che dimostrare il cuore. Vorrei aver potuto far quei convitti illustri che negli antichi lustri facea il gran Lucul. I cantori cantavano in le feste più importanti dell'anno ed in contato ben 22 feste che venivano solennizzate da loro partecipazione. Ma cenciati la settimana di Pasqua era il momento più impegnativo e particolare, così come cano conta pre Loris da Mieli. Un dei momenti più significativi, prima il gran cambiamento stato dagli anni 50 e 60, era cenciati da Settimana Santa, qui sei uffici chiantati con solo ingaggi simbolici inconfondibili. Un momento chiaro per l'impatto religioso da inizio per il suo valore di fede, stiamo celebrando la morte e la resurrezione di Cristo, sedi per il suo valore simbolico, pensiamo all'alternanza tra parole e cidin, tra luce e scuro, tra fiesta e dolore, tra platà e mostrare. Seti per il gran compito, un compito di prim plan che avevano i cantori, veri protagonisti di questa ritualità. A dire la verità, ormai la liturgia della Settimana Santa era tutta disvedrosata rispetto alla sua forma originaria. Il Concilio Vaticano II era tornato a mettere in peace, secondo i suoi valori e i suoi simboli antichi. Con tutto questo, ormai gli elementi secondari si avevano chiappati il primo posto al gusto religioso e al sindidain, avevano la loro bellezza e il loro inchianto. Proprio come gli uffici da Settimana Santa, che già dal nome particolare di Matutina Tenebrarum, appalesano un legame unico con rapporto dall'uomo con la luce, simbolo da vita e simbolo di Cristo, e col scuro, simbolo da morte e dal demonio, il principe del male. Il momento centrale di questi uffici da Settimana Santa era quando i cantori, con serietà e solennità, andavano in su le lamentazioni del profeta Geremia, con le arie antiche, da questa tradizione, finendo con l'invito incorato a convertirsi.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tu. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum I lamenti del profeta, pal popolo sclavo in Babilonia, diventavano i lamenti da Glesia, pal pecchiata e si fise pa muerte dal suo Signore. Ma sentiante allestiva las paraulas e melodias commovents, en che voi chiapava in parte al grande mistero celebrato da passione di Cristo. Chiantato ognuno dei cultuari sans, e in che il Benedictus avveniva di studiare una chiandela dal grande chiandelier a forma di triangolo con 15 chiandelas. L'ultima restava in piada, tanta di che se i ha puesto i discepoli a stiampi, Cristo, che è la luce dal mondo, al resta per sempre. Tai dis dal gran silenzio, alc avveniva a fermare questa pace. Era il rumore das crasulas, fit fragor et strepitus aliquantulum, che si face un tic di rumore e di sussurri, insomma una confusione permettuta, segnal che la funzione era finita, ma in che rievocazione la confusione di che torturava il Signore. Musicas, movimenti, simboli, fruccions di una religiosità che non è più, o che non è più così, ma più che altri riferimenti, a che bisogna inconfondibile dall'uomo di esprimersi non con le idee o con le paraulas, ma con tutti i legati della sua sensibilità. Questo salva per ogni dimensione da vita dall'uomo, tanto di più al valpa soffere perché non diventi astrazioni o ideologia. Di armonia in armonia, mi piacerebbe sapere, per esempio, altro di che prezioso organo che mi pare che sia fatto da un organo che Sì. Quella è un gioiello, una perla proprio di questa place, un singhielloso proprio veramente di quest'organo, è uno dei più visti strumenti per la regione, mica. Ecco, anche a detta di grandi organisti, vengono sentiti da fuori, e anche per da fuori d'Italia, per approvare. Non è un grande organo come un numero di cannas o roba da dire, però è di una bellezza, veramente di una melodiosità straordinaria. È stata fatta alla fine del 1600, qui bes dai cantori, sempre dei cantori, dei signori cantori, alle scritte sull'organo, da un organar proprio da Chiarnia, Giovanni Battista de Corte, dal 1688. I de Corte sono mostra ad Avasta, una delle sculture antiche chiese da Chiarnia, e anche dal loro archivi testimonianze di queste opere organarie che sono là da Sindevant fino alla fine del Novecento praticamente. Purtroppo in Friuli mi pare che esiste il nome di due organi, uno che un francese acciviliato, ma non sai nulla. Che sì, però di che epoca che dell'inizio del posteriore, fin dal Novecento praticamente, no? Anche che era un bellissimo, era un sempre dei decorte. Però che chi lei è sempre fatte alla maniera veneziana, ma ha un timbro particolare che gli studiosi l'attribuiscono al fatto che facilmente queste corte hanno riutilizzato le chianas di un organo precedente, facilmente di un Rufus dal 1500.
ecco, addirittura. Quindi è veramente un gioiello che merita anche studiato in sua composizione in maniera filologica, ad esempio così, che è una cosa qui calzata. Così si leita i libri dai chiamerars da Iglesia di San Giorgio in data 17 febbraio del 1897. In detta parrocchiale abbiamo in atto la costruzione dell'organo, che per adempiere a tale spesa fu fatta una colletta in tutta la parrocchia dai fedeli parrocchiani. Si fece una domanda di sussidio al comune generale e con tutto questo non si supplirà, che dovrà la fabbriceria coi residui civanzi di cassa far fronte al saldo. Dalla tomba 2005 da parrocchiale di San Giorgio che st'organo è stata restaurata e come i podiglioldi al completo la sua armonia e cresci tal nesti savei si intintenti e cercano conta il restauratore del suo prezioso lavoro. Siamo qui per l'Iglesia di San Giorgio con il signor Franz Zanini, che è l'erede di una vecchia fabbrica di organos. Ecco, noi voleremo sapere un po' qualche informazione sulla sua famiglia, sulla fabbrica di organos, c'è modo che è andato in davanti al team. Aveva cominciato il nonno di mio nonno, il primo organo che l'ha fatto nel 1827 e aveva Ciconicco, che è il primo organo che l'ha fatto. Lui si chiamava Valentino, dopo le subentrarono mio nonno Beniamino e a mio nonno Beniamino le subentrarono mio padre Giuseppe, io Franz, figlio di Giuseppe e come mia figlia Andrea che continua. Ecco, noi sappiamo che la vostra fabbrica ha una fama mondiale perché questi organi mi pare che sono là per tutto il mondo. Dell'Assa un po' perduti, è venuto delle grandi soddisfazioni, come che dal Conservatorio di Vignesi, che dai esperti è stato giudicato come il miglior organo del mondo di conservatori, che è stata delle grandi soddisfazioni. E come altre grandi soddisfazioni stiamo costruendo che al Conservatorio di Roma e Santa Cecilia, che è un conservatorio di lavoro importante. Quindi per noi è un onore un organo di questo tipo. No, questo è un bel strumento. Quanto è datato questo organo? Quindi è stato fatto da suo nome? Sì, 1897.
Comunque la grandezza dei strumenti non sta dal numero dei canis, o dal numero dei tastieri, ma dalla qualità, perché sono organi che hanno 5, 6 tastieri, 7 tastieri senza uno. Ma noi non ha la stessa voce, la buona la voce, sì, musicalità. la bontà del strumento è dalla qualità. È un piccolo organo di Nachini che noi abbiamo restaurato, che è a Vignesi, nella scuola grande di San Rocco, hanno solo tastiere, ma non gioiello. E è un in America che ha 5 tastieri, che è un organo con 32.000 cani, in mens, però insomma Non ha la stessa no, è musicalità. la qualità che conta, è come tutti i robi sta preparando. Signor Zanini, come un piacere sapere in che le consistuti il restauro di questi organi e come che le lati avanti il lavoro e come l'accordatura diciamo che venirà completata. Il restauro alla consistenza, il smontaggio completo, eccetto la cassa, i ratioli canis, netadis, dresadis, passicamente svolgis, stagnadis, la cassiera in distagnadis, che si diventa capamente di spaccaduris reincoladis, dopo l'estate dall'antitarno, tutta la parte di legno. La caeri di pils, dai ventilabros e dai borsei sono stati cambiati che scarrirotis, dopo sono stati smettus dai copertini dai tasci camanciani, cari piadudis, dopo la pedaliere, cari dei pedai grossi o vi sostituis, e che parti davanti erano tutti i tarlanis, addirittura dos tre vi dovuti cambiare, gli altri vi dato l'antitarno e dopo da dei non flavernis. E dopo è stato applicato un ventilatore elettrico per poter avere la ventilazione elettrica e non solo manuale, restaurato il mantice perché perdeva tanto, e dopo i soliti robe che si fa di restauro. Dopo le intonazioni dei cani sulle parole e dopo c'è la cordatura. Come l'organo è poi sta ricordato da questo. Comunque chi ha le due meccaniche c'è oltre che la meccanica dei tasti c'è la registrazione, i registri sono meccanici che a volte sa che il periodo lì sa fare una registrazione pneumatiche e meccaniche, è puramente meccanico. La differenza è che è migliore, perché se lui al tira si viene, sa sbrunta si siera, investe con che robi pneumatici, a volte si può inserire delle piccole interferenze per mancanza di pressione e poi non viergi bene il registro o non si era bene, ecco, invece qui c'è che con la temperatura, con il riscaldamento, sono purtroppo a succede che si imbarci in stessi che sarebbe in casa dei registros e allora a volte si indurisce, ma se le meccaniche al tira un po' di più o sbrunta un po' di più, come che chi investe con chi elettropneumatici a concentrarsi e resta la sonorità da mesto. Questo rende voi migliore tipo qui. Quindi questo registro si servisce a cambiare la voce da... Sì, ogni cosa. Dopo la nebbia delle pedaliere, che chi vince sia il pedai, che anche epoche non arrivavi mai a che vince sia il pedai lì, no? Dopo le cromatiche, che quel periodo lì noi facevamo in cromatiche, senza, era un mio strumento. E dopo la nebbia estensione della tastiera fino al sol, quindi... Che sta scritto qui sono dei registri per l'unione dal pedale, dai tasti al pedale, dopo avviasi un po' di registro alla volta, dopo che lì è per espressione, che il si era per fare più o manco il far, e dopo il tremolo, che se lui mette il tremolo si sente a tremare per esempio. Si mette il tremolo. Quindi hanno un bel strumento, indubbiamente. Ecco, cannas, quantas cannas hai? Quantas cannas si formato? È un 600 canni circa. Sì, non sono delle caisse in mostra. Sì, queste si sono il principale di facciata, sono quasi tutti di metallo. Ande c'è le parti lenche dei pedai per avere una qualità differente di sonorità. Allora sì. Ecco, per ricordare che schi e come asticelle così si dai su per calare di tono e si dai giù per calcresci il tono. Questa naturalmente va fatta su si opposte, non manco come chi da io. Infatti io come la rimettere si opposte e lui si darà e a scorde. Però è in senti questa scorsa sull'orbro. Che lì si corda così, una parola si corda. Che chi investe, io dico, per cordaris, alle che il più riso tutti, o si lo sbasse, o si lo alze,
e allora la canna si corde. Però la canna ci parla le mani, già senti il calore dalla mano e leggermente si scorda. Ecco, allora... Queste è una canna di legno che fa cordare, questa invece si viers o si siede che portare qui. E cambia la... Cambia sì, sonorità. difatti io la fa sentire. Avete un senti che si scorda, cabane. Ecco, ricordate. Non girare che porta l'utenile. La contrattura dall'organo, così come consegni, ogni tanto tempo si fa. Beh, dipende, sono tassi esposti si scorda con più facilità, tassi esposti si scorda... Ma è questo, voglio dire, tanti anni. No, ogni 4-5 anni Sarà con la dura. Però per i trombi che sono fatti dall'estate non viene cambia. D'estate bisogna ricordarli, e non viene cambia con... Sì. Vi capite che l'organo come è tirato con Sì. E beh, ma lei ce ne viene su novità, l'organo. Perché se io viene un po', non viene tutto, Sapete, c'è la tromba, le diciamo... Là c'è sonorità, oppure là c'è dei registri, lo sono farsi, se faccio così... Come fasi in fiesta, ascoltando a soplenezza e solennità, las voz melodiosas di questo vecchio organo, suonata famoso e valente organista de Pino delle Vedove da Udin, sabato 22 di aprile 2006, da sua inaugurazione. Per conservare gelosamente questo grandioso patrimonio naturale, artistico, culturale che viene ereditato, è importante che Savino vive in armonia con la nostra terra e che ognuno di noi sia custode attento di tutto ciò che diviene e vive.